Buonasera telespettatori di Toscana Sprint, con le immagini ci troviamo a San Quirico in provincia di Lucca per il primo trofeo Angelo Impianti Group, gara valevole per le categorie esordienti primo anno e secondo anno, gara ovviamente divisa, non categorie unite, anche per favorire l'inserimento dei ragazzini del primo anno che arrivano dalla categoria G6. Ricordiamo anche che l'anno scorso, i vincitori dell'anno scorso, Edoardo Cipollini nel primo anno della Monte Carlo Ciclismo e Bartalesi Edoardo della Rosignano Donorati con la formazione di Livorno. Con le immagini siamo al trasferimento verso quello che sarà la partenza ufficiale e anche il traguardo finale. Ricordiamo anche il percorso con partenza da Ponte Freddana, Ponte del Giglio, Via dei Borelli, Sant'Alessio, Monte San Quirico e l'arrivo a Ponte Freddana, un percorso da ripetere per ben 3 volte, la partenza alle ore 9:30 la mattina. Un percorso che è interamente piatto, non ci sono difficoltà altimetriche in questo percorso. Qui vediamo la macchina del direttore di gara Pierluigi Poli, con lui in macchina Pietro Fanini. Ricordiamo anche la giuria, Lorenzini Barbara, presidente di giuria, Deda Soldian, componente, e degli Innocenti Alessia, che è il giudice d'arrivo. Con le immagini siamo ormai al chilometro zero, posto proprio sotto lo striscione rosso dell'arrivo. Viene data la via da Battaglia Angelo e da Giacomo Bacci, rispettivamente uno degli sponsor principali dell'Angelo Impianti Group, e Giacomo Bacci, che è presidente del comitato regionale toscano. Eccolo qui il via ufficiale, eccoli qui, sono partiti gli atleti, ricordiamolo quanti sono. Per gli atleti del primo anno sono 57 atleti con formazioni anche extra regionali, Pedale Ossolano, il team Stradella, la Bessi di Calenzano, la Casano, la Mobilieri di Ponzacco, la ciclistica San Miniato, la CTF, la Via Nuova, il gruppo sportivo Via Nuova, la Butese, la Polisportiva Mille Luci e il San Miniato. Abbiamo visto nelle immagini un atleta che si è avvantaggiato con il numero 51 della formazione della Rosignano Donorati. Si tratta di Bufalini Tommaso, che ha preso una 50 di metri di vantaggio sul gruppo. È interessante vedere questi ragazzini che prendono per la prima volta la mano con corse in linea, con questi scontrarsi. Dietro intanto c'è la reazione del gruppo, rimane sempre da solo il portacolori della Rosignano Donoratico. Con le immagini siamo al chilometro 4, dove il gruppo rimane sempre compatto. In testa c'è il numero 5 del team Stradella, Lippi Alessia, a fare l'andatura. Vediamo portacolori sempre della Donoratico, portacolori anche della Pian di Mommio, della Butese, insomma diverse le formazioni qui. Difficile dire chi potrebbe vincere, anche perché è la prima volta che si mettono in mostra questi ragazzini nelle corse in linea. Vediamo anche la Fosco Bessi di Calenzano che si porta nelle prime posizioni, ma lo ripetiamo, nonostante l'andatura abbastanza elevata, i ragazzi del gruppo continua a rimanere compatto, e ricordiamolo, sono dopo 4 chilometri. Eccola qui la prima, diciamo così, asperità, se così si vuol dire, di giornata. È uno strappetto, sempre il numero 5 della formazione della Stradella, ovvero Lippi Alessia, a fare l'andatura. Ha fatto un piccolo buco, ma dietro c'è sempre coso. Siamo a 2 giri al termine, le immagini vengono dall'arrivo, 2 giri al termine. Eccolo qui, un gruppo molto sfilacciato. Siamo al primo passaggio sotto l'arrivo, ci sono qualche scatto, eccolo qui, si provano ad avvantaggiare anche maglie del team Valdignevole davanti. Eccolo qui, gruppo però momentaneamente compatto al primo passaggio sotto l'arrivo. Siamo sempre lì con gruppo sfilacciato, qualcuno ha già perso contatto, qualche ragazzino ha già perso contatto. Rimangono 2 giri da compiere di questo percorso, diciamo interamente piatto. Le immagini, eccolo qui, Angelo Battaglia dell'Angelo Impianti Group, che ha voluto fortemente questa squadra. Ed eccolo con le immagini, siamo sulla corsa, ed è il numero 35 a fare l'andatura del team Valdignevole, Simonetti Mattia. Dietro di lui sempre
il portacolori della Stradella è sempre il numero 5 Lippi Alessio, è sempre molto attivo questo ragazzo, come ripetiamolo era Simonetti Mattia del team Valdinievole dietro di lui che stava facendo l'andatura, gruppo che procede con un'andatura ora sembra più blanda rispetto a prima, non elevatissima anche perché mancano ancora diversi chilometri all'arrivo, quindi eccolo qui la svolta per prendere subito slancio ed eccola qui un'azione, siamo al chilometro 11, il gruppo sembra compatto anche se davanti ci sono 3 atleti, si sono avvantaggiati. Con il numero 11 si trattava di Mero Lamarco della Bessi, con il numero 1 Parmigiani Diego del pedale Ossolano e con il numero 41 si trattava della formazione della Coltano Grube Fondelli Gabriele, ma il gruppo ha subito rintuzzato questo attacco, gruppo che continua a rimanere compatto nonostante tutto. Siamo al chilometro 11. Gli atleti che si susseguono davanti sono diversi, ora la formazione del team Valdinievole ancora, questa volta il numero era 37 Simoni Mattia che si è portato davanti, ma non c'è nessuno che voglia prendere in mano veramente le attività. Siamo al passaggio ultimo giro, suona la campana, siamo passati sotto l'arrivo, ultimo giro, suona la campana. Ormai manca solo un giro per decretare il vincitore di questo primo trofeo Angelo Impianti Group. Ricordiamolo, hanno preso il via 57 atleti per la categoria esordienti del primo anno. Eccolo qui un attacco deciso, il numero 23 del gruppo sportivo Butese, si tratta di Caponi Christian che ha provato, non alzandosi i suoi pedali ma con una lenta e veloce progressione ad andare via, ha fatto un piccolo buco, un po' di vantaggio lo ha preso, una cinquantina di metri, il gruppo però sembra voglia reagire davanti le maglie della Coltano Grube Costruzioni che stanno cercando di andare a riprendere diciamo i loro avversari di provincia, perché ricordiamolo la Coltano Grube Costruzioni proviene dalla provincia di Pisa come anche la Butese. Con le immagini siamo al chilometro 22, siamo sempre al gruppo compatto, gli atleti della Donoratico davanti, seguiti dagli atleti del team Valdinievole, molto attive le due formazioni, il numero 35 Simonetti Mattia per il team Valdinievole, con il numero 54 davanti al gruppo a fare l'andatura invece della Rosignano Donoratico è Federico Ferna. Due squadre che hanno dato tutto insieme anche al team Stradella, alcune invece si sono tenute hanno voluto tenere più coperte le proprie carte da giocare solo nel finale, vedremo se ne gioveranno anche all'arrivo. Ritorna davanti con il numero 5 Lippi Alessio del team Stradella che si sta facendo spazio nel gruppo, non ha mai abbandonato le prime posizioni del gruppo. Con il numero 1 vediamo ora Parmigiani che aveva provato un attacco prima, ora si porta davanti con decisione il numero 35 del team Valdinievole che fa un'andatura più forzata e prova l'attacco su questo strappo, ma niente, rintuzzato dal numero 29 del Tarros Junior Cycling Team. Si tratta di Cozzani Federico, dietro anche c'è l'atleta con il numero 20. Con il numero 20 ci prova ora ad andare via del gruppo sportivo Vianova Cardelli Lapo, vediamolo, ci sta provando, si gira per vedere se ha fatto un po' di differenza, pedalata agile, una cinquantina di metri è riuscito a prenderla, ma sembra che Cozzani Federico, uno dei più attivi anche lui in questa corsa, vada subito a chiudere ed è così. Dietro sempre il numero 41, sempre il numero 41 della Coltano, Fondelli Gabriele, sempre lì assolutamente. Siamo al chilometro 22 di questa gara, ormai non manca molto a chiudersi a questo primo trofeo Angelo Impianti Group, il gruppo rimane compatto, non è strano vedere le maglie della Stradella lì davanti, ancora meno vedere sempre il numero 5 davanti, Lippi Alessio con il numero 1 un altro dei più attivi, Parmigiani Diego, vedremo se poi alla fine i loro sforzi pagheranno anche magari in aiuto di compagni di squadra, chi lo sa. Dietro Lippi vediamo con il numero 3 vediamo Fighetti Samuele, vediamo anche le maglie della Donoratico, vediamo viene su anche le formazioni della San Miniato Ciclismo, vediamo che stanno prendendo, ormai ci siamo ormai, con il numero 16 e con il numero 15 sono venuti su ora della sono venuti su
della formazione ciclistica San Miniato, Consorte Alessandro e Ramone Stefano. Cercano di farsi spazio ormai tutti gli atleti perché è in fermento, la volata è imminente e gli atleti vogliono essere nella migliore posizione per prenderla. Ricordiamolo, la volata, chi la prende migliore alla fine di solito vince sempre. Bisogna avere astuzia per uscire veloci da una volata, bisogna avere astuzia e sapere anche manovrare molto bene la bicicletta e essere padroni del proprio mezzo. Però siamo all'ultimo chilometro. Ultimo chilometro, ormai eccolo qui, siamo all'ultimo chilometro, gli uomini della ciclistica San Miniato che continuano a essere davanti, lì escono lì, si vede dalla curva, si esce, vediamo, è una maglia del team Valdignevole che esce sulla sinistra, al centro le maglie della Fosco Bessi con il gruppo sportivo Vianova, c'è anche quelle extra regionali, la maglia del team Valdignevole è così che va a vincere Stefanelli Alessio del team Valdignevole, va a vincere, si impone davanti a uno degli atleti più in forma in questa gara, Cozzani Federico della Tarros Junior Cycling Team, terzo il fratello di Stefanelli Andrea, sempre team Valdignevole, quarto Cardelli Lapo e quinto Dani Jacopo del gruppo sportivo Vianova, sesto Pietri Damiano della Bessi Calenzano, settimo Piacenza Filippo della Rosignano Donoratico, ottavo Mosti Thomas del team Stradella, nono Anguillesi Alessio della Coltano Grube Costruzioni e decimo Fondelli Gabriele della Coltano Grube Costruzioni. E dopo la premiazione con le immagini diamo la parola a Giuseppe Tomei per le interviste di rito ai protagonisti. Terzo posto per Andrea Stefanelli, ma gioia in famiglia perché tuo fratello ha vinto. Com'è andato lo sprint finale? Beh, mi sono trovato davanti agli ultimi 200 metri, ho fatto la volata e è andata così. Ti aspettavi di cominciare così bene tra gli esordienti? No, credevo un po' peggio, però sono contento del risultato. Ti siete divertiti piuttosto oggi? Sì. Ascolta, la prima gara tra gli esordienti, che impressione ti ha fatto la nuova esperienza? È più dura degli anni scorsi, però credo di potercela fare ancora. Dopo l'arrivo hai avuto un gesto di rabbia per questo secondo posto? Sì dai, mi aspettavo di riuscire a passarlo, però è stato un po' più veloce e non ci sono riuscito. Comunque sono molto contento di questo risultato. Senti, prima esperienza tra gli esordienti, naturalmente per tutti voi, come ti sei trovato? Oggi ho sentito che hai provato anche a allungare, come ti sei trovato in gara? Ma la gamba era buona, quindi ho pensato di riuscire ad andare in fuga, però dietro c'era il Donoratico che ha tappato. Quindi comunque ho tenuto una gara abbastanza allo scoperto, sono andato a tappare un bel po' di fughe e poi in volata avevo ancora molte energie e sono riuscito a far secondo. Alessio Stefanelli, vincitore di questo primo trofeo Angelo Impianti Group, abbiamo visto ovviamente cominciare con un successo nella categoria esordienti, prima gara stagionale, credo che sia veramente una grande gioia, no? Sì, è vero, le aspettative degli allenatori erano alte, però io dicevo che non ce l'avrei fatta. Non eri convinto delle tue forze? No. Il tuo direttore sportivo però mi sembra che, come mi dicevi prima, avesse altre aspettative e oggi ha confermato che aveva visto bene. Sì, questo qui sicuramente. Senti, cosa mi dici di questi due fratelli e della squadra? No, siamo allenati bene quest'inverno, abbiamo avuto un toppi, soprattutto Alessio ha scansato malattie e è sempre andato bene, ci credevo, lo sapevo che poteva fare una bella volata e stamani l'ho caricati perché erano tesi, però sapevo che si poteva fare bene, così è stato e primi e terzi alla prima corsa non ci credevo, è una bella soddisfazione. Un'ultima cosa, raccontaci un po' lo sprint finale, abbiamo visto che Cozzani fino all'ultimo ti ha insidiato. Sì, il mio allenatore mi aveva detto di stare sulle rotte del Petri e di uscire ai 200 anche dopo e ai 150 metri sono andato avanti e ho fatto la mia volata. Grazie e complimenti.